La provincia di Treviso, è solo una battuta, guardate, di 20 anni in 20 anni, dal 61 in avanti, è cresciuta di circa 100.000 abitanti. Ok, dal 61 all'81, dall'81 al 2001, dal 2001 al 2014, grosso modo, cioè ogni 20 anni immaginiamo una città da 100.000 abitanti. Ovviamente siccome una città da 100.000 abitanti ha bisogno di mangiare, l'inversione del ragionamento è: la provincia è cresciuta in un modo tale da un punto di vista economico che nel corso di 20 anni è riuscita a far crescere la popolazione di 100.000 abitanti ogni colpo. L'implicazione, il ragionamento è stato visto in più occasioni in questi anni. L'implicazione evidente è: c'era un modo diverso per poter organizzarsi, non lo so, non è lo scopo del ragionamento. Dico soltanto, attenzione, quando andiamo in giro e vediamo altre realtà e facciamo le passeggiate nella campagna senese, eccetera, eccetera, abbiamo un territorio che è completamente diverso, ma non da un punto di vista, prima di tutto da un punto di vista di pianificazione, è completamente diverso da un punto di vista di struttura economica. Quindi il riferimento che dobbiamo prendere noi è: guardiamo a situazioni e domandiamoci situazioni rispetto a Pordenone, rispetto a Vicenza, rispetto a Brescia, Modena, Parma, Reggio, eccetera. Quindi, tolto ogni ragionamento e ogni approccio, come dire, rivolto al passato, per chiudere la premessa lavoro e occupazione, casomai il ragionamento è: dove andiamo come sistema produttivo? Come evolve? Di nuovo, in termini di spazi, la prima domanda potrebbe essere: come cambiano gli spazi fisici della produzione, dato l'evoluzione del sistema produttivo? Ecco, questa è una domanda. Ora, il lavoro che è stato fatto, e così entro nel merito, qui andrò veloce perché in realtà tutti gli elementi sono all'interno del quaderno, quindi tutti gli elementi di metodo, premesse, valutazioni, dati sono riportati all'interno del quaderno. Allora, questo lavoro qui parte con una prospettiva, che è quella di dire: proviamo a applicare, come bypassare, come dire, le logiche amministrative, no? Nella lettura delle aree produttive. Proviamo a applicare dei criteri che tengano conto dell'organizzazione spaziale di queste superfici e che tengano conto anche di criteri di densità, cioè l'ipotesi è, vediamo se ci sono degli addensamenti impliciti da un punto di vista amministrativo, impliciti nel senso che in qualche modo nessuno li ha mai disegnati per quella che è la forma finale, complessiva. Le metodologie applicate sostanzialmente hanno diverse analogie con metodologie applicate anche dall'OCSE per individuare i confini reali, vissuti, insomma, delle aree urbane. Il criterio è una sorta di riduzione del dato, cioè immaginiamo di appoggiare una griglia sulla trama del territorio, insomma sul territorio, no? Una griglia che ha 1 chilometro per 1 chilometro, e poi ci sono state anche griglie via via più sottili, e accendiamo questa griglia se all'interno di ciascun quadrato, accendiamo ogni quadratino della griglia, se all'interno di questo almeno il 10% della superficie è destinata a produttivo. D'accordo? E poi vediamo che cosa succede. Quelle che sono attaccate le une alle altre, i quadratini accesi che sono attaccati uno agli altri, li consideriamo facenti parte di un unico oggetto. Non distinguiamo tra superficie produttiva di tipo artigianale piuttosto che altra destinazione, piuttosto che terziaria, piuttosto che commerciale. Questo è stato un assunto di ricerca iniziale, ma è stato un assunto anche che nasce un po' dall'esperienza che abbiamo, visitando e vedendo anche la forma che hanno queste aree, in cui di fatto c'è, non avendo, voglio dire, dentro il petrolchimico di Marghera, uno non ci mette dentro un'attività terziaria, chiaro? Ma noi non ne abbiamo, quindi è inutile porci in questa prospettiva qui.
Bene, il risultato qual è stato? E qui taglio davvero la testa al toro. Allora, siamo partiti, diciamo così, dall'insieme, e qui il PTCP è stato davvero una base informativa. Perché? Perché aveva già collezionato un quadro d'insieme. Alla prima applicazione ci risultano 359 aree che interessano complessivamente il 96% della superficie produttiva. Questa prima applicazione le aree potevano avere una dimensione di 62.000 metri quadri. Abbiamo detto, vabbè, queste sono molto piccole, molto piccole. Concentriamoci su quelle che hanno almeno 1 milione di metri quadri di superficie territoriale, quindi dei cluster abbastanza grandi. Bene, qui ne saltano fuori 103 cluster grappoli. Grappoli perché derivano da questa mettere insieme diversi quadratini. All'interno di questi 100 grappoli ci sta l'86% della superficie produttiva dell'intera provincia. La lettura non tecnicistica è che sostanzialmente il percepito di estrema frammentazione è dato da un 15% delle superfici complessive. Secondo passaggio, abbiamo detto, bene, adesso smettiamo di ragionare in termini di superficie territoriali e su questi 100 grappoli vediamo quelli all'interno dei quali ci sono almeno 750.000 metri quadri di superficie destinata a produttivo, quindi andiamo sul duro vero. In questo caso qui emergono 28, e a questo punto le abbiamo chiamate piattaforme, per circa 50 milioni di metri quadri, grosso modo il 60%, il 56,3% della superficie produttiva. Ora, qual è il ragionamento? Diceva prima il Presidente Muraro, partiamo da 1077 e iniziamo a ragionare, no? E scendiamo, e allora troviamo che di queste 1077 in 28 ci sta il 60% della superficie produttiva delle 1077. In 100 ci sta l'85%, nelle restanti 1000 ci sta il restante 15%. Questo è il ragionamento. Qui vedete i vari passaggi, ogni elemento poi, ripeto, è spiegato in dettaglio. Secondo punto che è il titolo del convegno di fatto. Queste piattaforme qui, se accettiamo di guardarle, sono implicite, hanno forme diverse, alcune sono molto allungate, si sono sviluppate in realtà per sedimentazioni successive lungo gli assi viari. Quelle più disegnate le troviamo subito, sono quelle più lontane dagli assi viari principali, troviamo hanno le forme più regolari, più a zona come uno la pensa, no? Sono meno oblunghe e sono più quadrati, nello Pitergino, nel quartiere del Piave, nell'Alta Pedemontana, eccetera. Di queste piattaforme qui, 28, 5 coinvolgono un unico comune, tutte le altre si sviluppano su più comuni. Quindi la sovracomunalità qui è semplicemente un fenomeno, la guardiamo ancora come fenomeno. Alcune presentano potenzialmente, ma nell'esperienza la questione si tiene, delle situazioni urbane complesse. Io ricordo ancora 20 anni fa, il liceo l'ho fatto a Conegliano, e che si diceva che per passare da San Fior a Susegana si faceva prima passare per il centro che non fare la tangenziale. Era così 20 anni fa, 25. Era così 25 anni fa. Adesso quella è una realtà che è una zona produttiva, è una strada produttiva. È una strada produttiva. Un'altra situazione di una certa complessità, strada ovest, è un'altra piattaforma ed è all'interno della città. Che cosa sarà? È una via di attraversamento fondamentale tuttora.
Quindi nelle situazioni in cui abbiamo piattaforme produttive adiacenti a ridosso, se non all'interno del contesto urbano, la tematica pianificazione, piattaforme produttive e pianificazione urbana, di tematiche urbane, mobilità, terziario, commercio, si saldano. Seconda questione che abbiamo provato ad affrontare. Qui all'interno vedete bene che in realtà nelle situazioni più complesse, qui siamo andati a vedere anche l'uso del suolo all'interno di queste piattaforme, no? Quindi la tavola precedente era da tavola di pianificazione, questa qui è l'uso del suolo, da carta regionale del suolo e verifica con le ortofoto. Spesso nei quadranti nelle piattaforme più complesse si trova infatti una forte composizione e con presenza, forte incidenza di residenziale insieme al produttivo e insieme anche a superficie a verde, agricola mista. Terzo punto che siamo andati a guardare, l'accessibilità di queste piattaforme, dove sono messe. Qui la cosa è abbastanza divertente, nel senso che, lo dico senza problema, è semplicemente per l'evidenza del dato. Qui siamo andati a calcolare le isocrone, ragionando la distanza che c'è da ciascuno dei caselli attuali o già previsti, eccetera. La parte bianca vuol dire che dista a oltre 30 minuti dal primo casello disponibile. Che ci fosse una parte della provincia tagliata fuori, questo era abbastanza evidente. Qui vedete la situazione prima e a Pedemontana completata. A Pedemontana completata ci sono tutta una serie di piattaforme che avranno mediamente, sono una decina grosso modo, una riduzione, ovvero sia un aumento della loro accessibilità relativa, una riduzione dei tempi di accesso alla rete portante nell'ordine del quarto d'ora, 20 minuti. Sembrano pochi, ma non sono pochi. Cosa abbiamo fatto poi con quest'altra indicazione che veniva fatta prima insieme, come dire, di metodologia sperimentale di verifica dell'inutilizzato? Allora, qui la questione era: esiste una percezione abbastanza chiara di problema dell'inutilizzo di alcune volumetrie, ovvero sia di manufatti produttivi, ma qual è una possibile, cioè di che ordine di grandezza stiamo parlando? O proviamo a stimarlo, questo è stato il punto, e proviamo a vedere se è possibile farlo attraverso un uso di altre banche dati, utenze elettriche, rifiuti. Abbiamo scelto questo percorso qui, abbiamo provato questo percorso ed è stato applicato su 3 casi di studio. Perché questo ragionamento qui? Ovviamente perché in ogni ragionamento legato a un obiettivo complessivo di come dire, salvaguardare la capacità complessiva produttiva del territorio, guardiamo alle superfici edificate e produttive anche in un'ottica strumentale. Questo è il senso. Quanti eventualmente possono essere reimmessi all'interno di un circuito. Allora, noi abbiamo analizzato appunto 3 casi, la scelta è stata appunto di sceglierne uno per ciascuna delle 3 conferenze. Sono situazioni diverse e sono grosso modo le piattaforme che riguardano l'area che per semplicità e immediata collocazione è di Pieve di Soligo, l'altra è la piattaforma di Castelfranco Vedelago e infine quella di Villorba e in parte Spresiano. Allora,
Qui cosa è stato fatto? C'è stata una sovrapposizione, un incrocio tra dati relativi agli immobili e con una georeferenziazione poi delle utenze. I dati sono stati corretti in qualche modo, tenuto conto che si tratta di attività produttive, quindi non strettamente produttrici di rifiuti urbani ma assimilabili. Insomma, sono stati fatti una serie di correttivi. Quello che emerge è che grosso modo la rilevanza del problema presenta alcune differenze per aree. Grosso modo nella piattaforma del quartiere del Piave, quindi Pieve di Soligo, può essere stimata la rilevanza del problema, cioè stima degli edifici industriali non occupati in zona D, quindi non stiamo parlando degli edifici sparsi, in zona D nell'ordine tra l'8 e il 15% a seconda dei tre comuni, un pochino più basso nell'ambito di Pieve, un pochino più alto negli altri due comuni. Sono forbici, ovviamente, sono delle stime, sono degli intervalli. Il problema cresce nell'ambito della piattaforma di Castelfranco Vedelago. In questo caso la stima è nell'ordine del 15-20% e diventa ancora più presente come questione nell'ambito della piattaforma di Villorba. Qui a titolo, ripeto, il ragionamento riguarda gli edifici e gli edifici in zona D. Quest'ordine di grandezza qui ci dà l'idea di una questione attuale e rilevante che impegna una quantità importante di superfici. Ora, le superfici non sono tutte uguali, quelle che ci stanno qui dentro. Ragionevolmente non tutte si prestano a un ruolo riutilizzo, non tutte necessariamente si prestano a un riutilizzo congruente con quella che era la destinazione d'uso precedente. Ragionevolmente per una parte importante di queste mi pare un po' difficile pensare a un'ipotesi di restituzione a una situazione green, per una parte importante di queste. Ora, cos'è che a questo punto dobbiamo provare a dire? Ora, questo lavoro qui non ha alcuna valenza di piano, Questo lavoro qui nella pubblicazione lo trovate, il titolo è Le densità inattese, piattaforme produttive implicite nella provincia di Treviso. Allora il ragionamento che si può fare, che ritengo opportuno lasciare, è se il sistema di regole, e intendo con questo la questione dei regolamenti edilizi, la questione della semantica dei piani, la questione degli standard, la questione dei tempi stessi delle procedure di pianificazione, va bene oppure no? Nel senso che il cosa fare dove e chi lo fa è una scelta, è una decisione, è un'attività di piano, è una proposta, è una manifestazione di interesse, compete alla scelta. La questione che vedo io adesso è, siccome il territorio di questa provincia resta sostanzialmente lo stesso, ha una fortissima vocazione manifatturiera, con una dimensione che ormai è più vicina al 1.000.000 di abitanti che non al 500.000 del 1960, e non avendo la previsione del futuro, la questione diventa se il sistema di regole sostanzialmente incardinato su la piena assoluta autonomia nell'ambito delle attività di pianificazione dei comuni, e questo vale per tutta la provincia, attiene a un criterio, a una logica che si ritiene tuttora valida e tuttora attuale. Questo ritengo sia l'elemento su cui ragionare. Attenzione, nell'agenda della semplificazione del governo c'è l'intenzione di metter mano ai regolamenti. Ora non lo so come si tradurrà a livello nazionale una cosa di questo tipo, perché i regolamenti che valgono a Siena
mi pare un po' difficile applicarli a un contesto quale quello bresciano, trevigiano, eccetera. Ma la questione resta perché sappiamo che i regolamenti comunali edilizi sono frutto di sedimentazioni ormai monarchiche. Cioè, secondo punto, i piani, e questo poi me lo conferma nel caso Rallo, ma l'impressione, per quello che ne ho capito io sono un sociologo, non un urbanista, i piani hanno libertà in realtà, un sistema di regole, ma non un sistema di regole cogente fino a un certo punto. Quindi se io devo ricostruire un piano unico non mi basta mettere insieme i vari piani. La terza questione è la questione degli standard, è la questione del fino a che punto o quali sono le logiche entro le quali far muovere degli eventuali cambi di destinazione d'uso delle superfici. Un ultimo punto, su quello sovracomunale non ci entro, l'ho già detto, un ultimo punto riguarda la questione dei tempi. Allora, guardandoli da fuori, da non urbanista, dico, i piani sono un processo, non sono uno strumento. Non sono uno strumento entro il quale un operatore privato formula delle scelte, sono lo strumento con cui si prende atto di quello che è successo nel passato, sostanzialmente. Allora, da questo punto di vista qui, quando uno dice, va bene, ma adesso che cosa ne faccio? Adesso che cosa ne faccio di questi 20% delle superfici? Se lo strumento dei piani non mi dice che cosa posso farci o non riesce a essere attualizzato in un tempo altro che sia quello pluriannale, allora c'è un problema. Ecco, io mi fermo qui e lascio la parola al dottor Rallo. Grazie. Sì? No, ti lascio quel posto. Guarda, lì sta. Schermetto. Buonasera. Allora cercherò anch'io di partire da 4 dati fondamentali per poi passare alla discussione, alla previsione per quanto riguarda la governance, come ha detto inizialmente il Presidente della provincia, che forse è il tema che dovremo affrontare ed è il tema anche più difficile. Spero di non... Allora, solamente 4 cose per riprendere e collegarmi ai dati di Masette e devo dire la verità anche ai dati del PTCP, quindi all'enorme lavoro fatto dall'ufficio urbanistica del comune, della provincia, scusatemi, di Treviso. In sostanza ci sono 95 comuni, le aree urbanistiche produttive, cioè le ZTOD come le chiamiamo noi, quelle di una certa dimensione, sono circa 300. Questo che cosa vuol dire? Che ogni comune della provincia ha di media 3 aree industriali da piano di lottizzazione, cioè quelle più grosse, quelle più importanti. Poi in effetti le zone D sono molte di più, ve l'ha già detto prima Masette. Nella distribuzione tra comuni e tra numero di aree in comune, sempre tenendo presente questo tipo di aree, vedete che ce ne sono il 40%, il 42% dei comuni che ha 4, 5 o 6 zone territoriali. Non c'è nessuna 6 zone D, non c'è nessun'altra provincia del Veneto, ma anche poche in Lombardia, che hanno questi numeri. Se rapportiamo questi dati ai metri quadri delle aree, delle superfici complessive, vedete che arriviamo a numeri molto grossi. Su 95 comuni siamo su 60 milioni di metri quadri di aree, non stiamo parlando di edifici qui. In più ci sono le cosiddette zone improprie, sempre col vocabolario dell'urbanistica, che sono grosso modo tra le 20, le 25 e le 30 per ogni comune, per cui producono, diciamo così, altri 5 milioni di metri quadri. Dalle stime delle superfici residue sulle aree possiamo affermare che queste
partendo dall'anno 2000, poi passando per gli anni di crisi in cui questo processo si è bloccato in un certo senso, si è bloccata l'espansione mentre sono aumentate, diciamo così, le aree dismesse, ma da una stima grossolana arriviamo a 7 milioni di metri quadrati di aree in tutta la provincia. Se lo valutiamo invece come metri cubi, anche se le zone produttive non si valutano metri cubi, ma tanto per avere un termine di paragone, sicuramente siamo sui 50 milioni come edifici abbandonati, volume abbandonato, dismesso o sottoutilizzato. Qual è la conclusione di questi raffica di numeri? Che c'è un enorme patrimonio edilizio dismesso, non utilizzato, abbandonato, c'è un enorme capitale fisso sociale che è dato dalle aree urbanizzate, perché sono tutte aree dotate di servizi. Ma ci troviamo in un momento di crisi economica, come qualcuno ormai l'ha definita, mai vista. Quindi che fare? Ritorno alla domanda che giustamente era già stata fatta. Io ho cercato di guardare la domanda latente / emergente sia dal punto di vista dell'imprenditoria, quindi del soggetto privato, sia dal punto di vista del soggetto pubblico, proprio nell'ottica della partnership futura che sempre più deve essere sviluppata. La domanda emergente da parte dell'impresa è, l'ho riassunta qui, quella di cercare di avere la maggior flessibilità possibile nelle funzioni che queste aree e questi edifici possono avere, di andare verso una sburocratizzazione, l'ho chiamata, non verso la deregulation, perché non va bene, ma contro la deregulation, cioè non è che l'impresa voglia meno leggi o voglia meno essere più libera, vuole semplicemente che la burocrazia funzioni e funzioni nel modo più veloce possibile, quindi procedure e tempi certi. Poi la domanda che emerge è quella di avere degli strumenti urbanistici / programmatori semplificati, flessibili, veloci, come gli accordi di programma, per esempio, o gli accordi pubblico-privato. Ultimo punto, non da poco, ovviamente, è l'accesso al credito, che non spetta però a noi in questa sede parlarne. Qual è invece la domanda del soggetto e dell'attore pubblico, cioè della pubblica amministrazione? Anche la pubblica amministrazione è in crisi per altri motivi, per il patto di stabilità, per le minori risorse sostanzialmente che lo Stato devolve agli enti locali, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che emerge di nuovo dalla pubblica amministrazione è quella di cercare comunque di costruire la città pubblica, cioè tutti quelli che si chiamano standard nel nostro gergo, dalle scuole ai parcheggi, alle strade e via, con le risorse dei privati. Naturalmente io qui esagero ed estremizzo, sia ben chiaro. Comunque accedendo alle risorse dei privati nel momento in cui questi privati fanno delle trasformazioni del suolo, urbanistiche ed edilizie, e quindi hanno un ritorno di surplus economico. La seconda domanda forte è quella di bloccare il consumo di suolo, intendendo soprattutto il consumo di suolo agricolo, e di valorizzare tutte le aree ormai compromesse, quelle della città consolidata, quelle della città costruita, quelle della città già dotata di tutte le opere di urbanizzazione. Allora, primo aspetto, la mixité, l'impresa, questo riporto delle cose anche per il mestiere che faccio, che è quello proprio di urbanista, è quello di fare i piani regolatori, fare i PAT, eccetera, eccetera. Quindi è una domanda
che io devo affrontare quotidianamente con i vari sindaci, con i vari assessori. Dall'altra parte abbiamo le domande dell'impresa e la situazione di fatto delle zone territoriali D, che è quella che vedete qui espressa. Oggi abbiamo 10 funzioni, 10 destinazioni d'uso diverse, abbiamo 10 tipi di zone D, ognuna mono o quasi monofunzionale, da quella artigianale a quella commerciale, a quella logistica, a quella turistico-alberghiera e via di questo passo. L'obiettivo dovrebbe essere invece quello di arrivare a delle zone produttive / economico in cui le destinazioni d'uso che possono essere inseriti sono tutte quelle del settore economico, dalla produzione al commercio a quelle del turismo e del divertimento. Questo perché? Perché le zone D, tutto sommato, sono facilmente accessibili, sono dotate già adesso di infrastrutture viarie di notevoli dimensioni, sono dotate di parcheggi, spesso non utilizzati o sottoutilizzati, sono dotate di tutte le opere a rete e sotterranee. Non solo, ma la città della produzione è di solito distante dalla città della residenza. Però per far questo bisogna adeguare il linguaggio urbanistico, bisogna adeguare il vocabolario urbanistico. Questo lo possono fare i singoli comuni all'interno della propria strumentazione urbanistica, o lo può fare addirittura, forse è auspicabile, un provvedimento, chiamiamolo così, regionale, che dia la possibilità immediatamente, tra virgolette, di poter inserire tutte le funzioni o la maggior parte delle funzioni delle destinazioni d'uso all'interno delle aree industriali, artigianali, eccetera. Questa è la domanda che emerge per prima in questo momento di crisi, di capannoni abbandonati, di aree dismesse, eccetera. L'imprenditore o il promotore, il developer che deve sviluppare chiede la maggior flessibilità possibile di destinazioni d'uso. In alcune aree c'è ancora una richiesta, nel Veronese in modo particolare, una richiesta di capannoni per la grande distribuzione. In altre aree c'è una richiesta generica, lasciatemi fare qualsiasi cosa pur di vendere, pur di poter affittare i capannoni dismessi. Secondo punto è quello di cercare di rendere la burocrazia più facile. Qua non ci riusciamo, non ce la facciamo. Ogni volta che esce una legge di semplificazione, in effetti va a complicare e si innesta su un apparato legislativo, su un apparato di provvedimenti sia nazionale che regionale, l'ultima regionale proprio di pochi giorni fa, che è diventata legge perché è stata approvata in Consiglio Comunale, una variante della legge urbanistica tanto per cambiare, ma non è ancora uscita sul BUR, sul bollettino ufficiale, perché si sono accorti che nella trascrizione insomma ci sono stati degli errori, quindi si sta cercando di rimediare. Come minimo, lo diceva già Maset, no? Cerchiamo di trovare un vocabolario univoco, una terminologia unica, perlomeno all'interno del vocabolario dell'urbanistica. Vocabolario dell'urbanistica che è legittimato dai provvedimenti legislativi, quindi dal vocabolario giurisprudenziale, diciamo, prioritariamente, ma poi noi urbanisti in ogni comune ci mettiamo del proprio e ci inventiamo le cose più strane e ci inventiamo le terminologie più strane. Sburocratizzazione vuol dire anche avere delle procedure che siano condivise tra pubblico e privato e che siano facilmente attuabili nei tempi più celeri possibili. Una, forse la fondamentale dal mio punto di vista di procedura accelerata, è quella che ormai c'è in essere da diversi anni, ma non è utilizzata
moltissimo, che è quella della conferenza di servizi. Conferenza di servizi che può essere sia interna al comune o alla somma dei comuni, alla piattaforma dei comuni come stiamo dicendo oggi, sia invece esterna con tutti gli enti che devono partecipare all'approvazione del determinato progetto, alla vidimazione del determinato progetto. Tenete presente che gli enti che partecipano all'approvazione di un progetto urbanistico sono tanti, sono variegati, dal genio civile alla sovrintendenza, all'ASL, ai pompieri, eccetera, eccetera. Quindi c'è una massa di uffici, una massa di persone che ogni volta devono vidimare lo strumento o la variante. Ultima, ma non ultima, sempre strumenti urbanistici flessibili. Vediamole invece dal punto di vista dell'attore pubblico: mancanza di risorse, 0 trasferimenti o trasferimenti Stato e enti locali solamente per il bilancio ordinario, quindi non si fanno più investimenti sostanzialmente, anzi lo Stato, la provincia e i comuni stanno alienando il patrimonio edilizio pubblico anche delle aree proprio per poter introitare. Comunque le amministrazioni in questo momento, le amministrazioni comunali in modo particolare, stanno chiedendo: devo manutentare la città e devo costruire la città pubblica e devo cercare di farlo a costo zero, naturalmente estremizzo, ma minimizzando i costi. L'altro obiettivo è quello di non sottrarre più suolo agricolo e valorizzare la città consolidata, quindi con operazioni di riqualificazione, riconversione, demolizione, ricostruzione, eccetera. Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per questo approccio pubblico-privato? Io ne ho individuati 3 in questo momento. Sono lo sportello unico per le attività produttive, o sono la compensazione, perequazione e credito edilizio, cioè tutta quella nuova nomenclatura che è stata introdotta dalla legge urbanistica veneta, e sono sostanzialmente gli accordi pubblico-privati. Velocemente, lo sportello unico per le attività produttive nasce nel 98, quindi ha una storia lunga che parte dai governi Prodi e D'Alema per arrivare poi al governo Berlusconi con ministro Brunetta per la sua ridefinizione completa. Questo vuol dire che se uno strumento funziona è anche trasversale, diciamo così. Il SUAP ha un vantaggio notevole perché permette all'imprenditore di ampliare il proprio capannone, di costruire il proprio capannone, di ampliare la propria attività anche in variante di piano regolatore, anche in variante di strumentazione urbanistica. Questa cosa non è stata capita immediatamente, c'è stata una certa vischiosità anche nell'applicarla, prima di tutto tra noi tecnici, sia ben chiaro, ma poi anche da parte degli enti locali. Ma da un tot di anni, diciamo, la Regione Veneto da questo punto di vista è primaria, cioè ha applicato il SUAP in maniera molto più avanzata che di tutte le altre regioni. Il SUAP è importante proprio per la possibilità di andare in deroga, in variante, scusate, e anche in deroga. L'ultima legge regionale ha introdotto anche la deroga oltre che la variante, adesso non mi inoltro, ma tanto per capire. L'altra strumentazione che possiamo utilizzare nelle piattaforme, chiamiamole così, industriali che abbiamo visto oggi, sono quelle dell'applicazione dei concetti di compensazione, perequazione e credito edilizio. Questo è quello che chiede soprattutto l'ente locale, questo è quello che chiede soprattutto l'amministratore locale. In sostanza si declina in vari modi, ma poi perequazione e compensazione vuol dire che una quota del surplus prodotto dalla trasformazione edilizia e urbanistica deve ritornare in un qualche modo
alla collettività, cioè deve ritornare al comune in opere pubbliche equivalenti. Naturalmente questo nel momento attuale di crisi bisogna essere onesti intellettualmente, dico io, e fare i conti sulla realtà, cioè se l'operazione è troppo tirata dalla parte del comune non parte, se è troppo tirata dalla parte del privato anche il comune non vuole farsi prendere in giro. Bisogna attrezzare anche gli uffici tecnici a diventare consulenti, ad aprire il tavolo della negoziazione, a saper gestire un tavolo della negoziazione urbanistica e con dati certi. Il surplus l'abbiamo applicato già da diversi anni, cioè la perequazione sul surplus l'abbiamo già applicata da diversi anni, qualcuno di voi si ricorderà i PIRUE o i programmi complessi, ed è sempre stata una quota a parte tra il valore ex ante e il valore ex post della trasformazione, compresa tra il 20 e il 50%, ed è andata negli anni passati abbastanza bene. Oggi questa cosa sta diventando un po' più difficile. Attenzione però che la legge Renzi, dico io, 3 mesi fa, a novembre del 2014, ha introdotto una perequazione a colpo secco del 50%. Non ce ne siamo ancora accorti né noi tecnici né noi uffici tecnici del comune, ma è stata una variazione del testo unico per l'edilizia, quindi è entrata in vigore immediatamente. L'altra cosa è questa la cosa parallela dell'accordo pubblico-privato, quindi patti certi, diritti e doveri regolamentati per entrambi gli attori, tempi certi all'interno della convenzione di questo accordo che si va a scrivere e operazioni legate a garanzie fideiussorie e a tempi, quindi garanzie per l'ente locale, garanzie per l'imprenditore. Spero di essere stato dentro i tempi. Grazie. Allora, riprendo un po' in mano il coordinamento dei lavori e ringraziando i relatori per questa prima sessione, inviterei al palco i sindaci Dussin, Soldan, Serena, perché avviamo la seconda parte di confronto con i sindaci. So che Serena ha bisogno anche del computer, quindi no, si accomodi verso il computer. Allora, intanto che i nostri sindaci si accomodano, 2 parole di raccordo per avviare la discussione. Intanto perché questi 3 sindaci l'avete capito, no? Al di là di pescarli dalle 3 conferenze di servizi, in realtà avete capito dalla presentazione del dottor Sergio Masette, nelle loro 3 aree è stata anche condotta questa analisi pilota in profondità compiendo questa stima dell'inutilizzato. Solo su 3 aree direte, vi assicuro, ve lo può confermare anche il nostro Sergio Masette, che è stato un approccio molto sperimentale, molto inedito. Ribadisco anch'io i ringraziamenti a Savano Contarina che hanno permesso di portare avanti quelle stime, se si può dire, senza letteratura alle spalle. Quindi in questo senso ci siamo limitati a un percorso pilota su 3 aree, nulla toglie che potremo affinare la metodologia e replicarla su altre aree. Allora, con i sindaci qui sul palco viene spontaneo chiedergli da subito una loro reazione rispetto a questa rappresentazione inedita che abbiamo tentato del territorio. Avete capito? Abbiamo cercato di prendere lo stato di fatto, non ci siamo intrappolati in ragionamenti su quale modello di sviluppo. Questo è il nostro sviluppo, solo che lo abbiamo consegnato con una modalità di rappresentazione diversa. Tengo a precisare, la piattaforma produttiva, a scanso di equivoci, non vuole essere una nuova entità che caliamo sul territorio con confini rigidi. Sia chiaro, la piattaforma è il risultato di una rappresentazione, di una clusterizzazione, di un fenomeno di per sé fluido in fieri.
Quindi è una istantanea che però non esclude, no, una sua continua morfogenesi. Ma a fronte di queste densità inattese, richiamo il titolo del libro, lo chiedo, la domanda incomincia a essere diretta ai sindaci, si può compiere questo salto, questo cambio di approccio nella programmazione urbanistica facendo proprio un approccio d'area? Questa è una domanda che rivolgo a tutti e tre i sindaci. Vi chiedo di stare dentro i 10 minuti per cortesia a testa. Do la parola a Dussin. Che è il più grosso. È questo l'ordine, insomma. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e vi ringrazio anche per il lavoro che ci avete proposto. Entrare in tematiche come queste richiederebbe tempi molto lunghi, perché bisognerebbe fare delle analisi socio-economiche e anche storiche di quello che è successo nel territorio con proiezioni future abbastanza incerte visto il momento per il quale stiamo vivendo. Quindi 3 spot e termino, restando però nella linea guida che avete impostato voi. Castelfranco Veneto ha un piano regolatore approvato 11 anni fa, non l'ho approvato io. Era figlio di appetiti legittimi per quei tempi che vedevano l'edilizia sotto l'aspetto prettamente commerciale, cioè si costruiva l'abitazione non per abitarvi ma per venderla, si costruiva il capannone non per lavorare ma in prospettiva di vendita, anche perché il sistema era già strutturato, abitazioni private ce n'erano già a sufficienza, capannoni anche. Con quelle proiezioni abbiamo generato sostanzialmente questi 2 aspetti, 1500 abitazioni sfitte con l'autorizzazione a costruirne altre 2000 e 500.000 metri quadrati a disposizione tra Castelfranco e Vedelago di nuova area industriale che non ha generato un posto di lavoro che fosse uno, e una zona mista prevista dove abbiamo l'attuale scalo merci, sempre a vocazione produttiva, di altri 300.000 metri quadrati che in 11 anni anche questa non ha generato un posto di lavoro che fosse uno. Mettere mano a livello di consiglio comunale per cambiare d'imperio queste destinazioni urbanistiche farebbe la felicità di molte persone, che erano quelle che ad oggi hanno il diritto ma che non sanno come utilizzarlo, anzi vengono a piangere morto in consiglio, in comune, perché sono soggetti alla tassazione conseguente, però non aspettano altro che il comune faccia un cambio d'uso per andare al TAR e chiedere i danni, e sappiamo che l'avrebbero anche vinta automaticamente. Allora, cosa abbiamo fatto noi? 4 anni fa, 5, abbiamo approvato il piano di assetto del territorio, il famoso PAT, e abbiamo individuato un percorso che è quello di andare a soddisfare le reali esigenze abitative e produttive. Abbiamo convocato le associazioni di categoria, le associazioni frazionali, i comitati di quartiere in commissioni urbanistiche aperte, ne abbiamo convocate 8, abbiamo riaperto i termini per le osservazioni e le richieste specifiche di interessi comunque legittimi, abbiamo recuperato 300 osservazioni e abbiamo dato seguito ai piani di intervento. Lavorando, e non perdo occasione per ringraziare anche le forze di minoranza presenti in quel di Castelfranco Veneto, perché con un lavoro certosino, tra l'altro privo di appetiti commerciali che tra l'altro non ci sono neanche in aggiunta, perché il contingente non lo chiede, ma erano comunque già predisposti dal PRG di prima, e quindi tutti d'accordo, perché si andava a rispondere alle esigenze delle famiglie e delle attività.
ne abbiamo già approvate 200 in 2 consigli comunali e il tutto si è esaurito in mezz'ora su uno e in mezz'ora sull'altro, perché l'accordo era complessivo. E questo serve, come è servito ad esempio a Castelfranco Veneto, dar seguito alle previsioni che sono utili perché non si va a consumare ulteriore terreno, anzi, derivanti dalle leggi nazionali e regionali del piano casa 1, 2, 3. Siamo stati portati ad esempio anche dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, perché abbiamo rilasciato ad oggi 500 autorizzazioni, che vuol dire allargare l'abitazione per far entrare il figlio o per le nuove esigenze della famiglia, consentire alle attività di muoversi all'interno di una legislazione sulla quale noi non abbiamo aggiunto una virgola che fosse che non fosse quelle già previste a livello nazionale come indirizzo generale e calate dalla Regione. Abbiamo lavorato sugli accordi pubblico-privato, sui crediti edilizi, sui gradi di protezione, dove era possibile abbiamo abbassati tutti, sugli edifici non più funzionali, sugli edifici in aree improprie, sui rustici agricoli, sulle riclassificazioni dei lotti liberi, sui colmelli e ripeto, sempre a maggioranza che comprendeva anche la positività che ha espresso su questi ordini del giorno la parte riservata alle minoranze. Abbiamo agito secondo me bene, abbiamo dato dei tempi, abbiamo recepito le esigenze contingenti dei vari soggetti che si sono prestati a questa nuova forma di collaborazione e i risultati ci sono, perché l'ANCE ci porta ad esempio, perché abbiamo rilasciato più autorizzazioni noi a Castelfranco Veneto che non la città capoluogo di provincia che ha più del doppio degli abitanti di Castelfranco Veneto. Sarebbe bello poter lavorare anche sul riutilizzo delle parti produttive che sono in disuso. Però qua ci scontriamo con i costi e qua è auspicabile che il pubblico, sia lo Stato, sia la Regione, sia il Comune, fosse messo in grado di poter incidere economicamente su questi costi, perché non possiamo trovare un eroe che già costruire una nuova attività o ampliare una nuova attività di questi tempi gli richiederebbe enormi sacrifici ed enormi rischi. Non possiamo pretendere dal privato che se ha intenzione di costruire un'attività in quelli di Castelfranco Veneto c'è solo quell'area che è dismessa, abbandonata, ma però deve essere bonificata e devi arrangiarti, altrimenti questo qua cerca altri lidi, ma non li trova perché le stesse problematiche che abbiamo a Castelfranco Veneto ci sono in tutti gli altri comuni. Per fortuna non ne abbiamo tante di queste aree, però rimangono là, sono invendute, non sono appetibili, creano problemi comunque di disagio ambientale e però non c'è la forza economica né da parte del privato né da parte del pubblico di aggredire il problema e questo è uno dei grandi problemi che dovremmo affrontare. Termino. Castelfranco Veneto in relazione agli altri comuni, Castelfranco si è strutturata negli anni perché l'industria c'è da parecchio tempo, si è sviluppata verso Resana, lungo l'asse di collegamento viario che abbiamo, si stava sviluppando verso Vedelago, però in mezzo adesso c'è quel cuscinetto di 500.000 di metri quadrati fermo anche perché, e questo lo sottolineo, è stato uno dei grandi errori vissuti per scelte amministrative sbagliate in tantissimi comuni, quando si fanno delle aree che coinvolgono vari soggetti, è impensabile
creare i presupposti perché l'area parta coinvolgendo tutti quanti quota parte per realizzare le opere di urbanizzazione, perché quando ci sono 10 soggetti basta che uno sia in fallimento, uno abbia difficoltà con una banca, un altro che magari posticipa il suo intervento, le opere di urbanizzazione non vengono fatte e quindi si blocca tutto. Questo è stato anche il motivo per il quale di 34 aree C22, qua parliamo di residenza abitativa, in 15 anni ne sono partite 3 solo. Basta che uno non abbia più quella necessità e si blocca tutto. Quindi si può fare volendo. L'importante però in questo momento è cercare di fotografare l'esistente e di creare i presupposti per dare le risposte immediate. E su questo ci siamo mossi. Grazie Sindaco. Grazie al Sindaco, mi date voce al microfono per cortesia. Grazie al Sindaco Dussin. Passo la parola al Sindaco Marco Serena Villorba, sempre per tenere in tensione la logica delle piattaforme. Villorba è ai confini, no, dell'area vasta urbana di Treviso, c'è un casello che è in funzione di un'area vasta urbana, so che ha anche da dirci, appunto, da presentarci dei suoi dati, quindi prego, a lei la parola sempre nei 10 minuti, grazie. Sì, allora faccio partire il cronometro. Grazie dell'invito intanto, fa piacere poter essere qui con voi a ragionare su questi temi. Ho preparato qualche slide, ci sono dei tagli, era un lavoro molto più articolato e complesso che abbiamo condotto un po' empiricamente con il nostro ufficio tecnico e un po' con la collaborazione della Facoltà di Urbanistica di Venezia con la professoressa Viganò, che ci ha messo a disposizione 2 laureandi, mi sembrava giusto riconoscerglielo. 130 ettari di area industriale, questa è quella che viene conosciuta come colpo di... Non vedete le altre slide, eccolo qua, no, non va bene questo, scusate, è il bello della diretta. Vabbè, cerco di andare avanti. L'area industriale, sapete qual è quella che abbiamo visto anche prima cerchiata col cluster, individuato a sud della Postumia Romana e a ovest della Pontebana, l'incrocio di Castrette. In questo momento quest'area sta soffrendo, direi particolarmente e visibilmente. Allora abbiamo cercato di capire quale potesse essere la situazione. Abbiamo quindi formulato un questionario. Mi spiace, non si vede completamente le slide, non so perché. Abbiamo formulato un questionario, c'erano una trentina di 32 domande che abbiamo inviato. No, sì, ma bisogna tornare indietro. Vabbè, eccolo qua, adesso si vede. Questo dato è diverso e ho deciso di portare quello più scioccante. Abbiamo inviato quindi appunto a giugno 2014 queste 30 domande a tutte le attività produttive e commerciali della zona. Il riquadro è proprio quello che vi ho identificato prima, attraverso PEC o posta ordinaria. I dati ci sono stati forniti gentilmente proprio dalla banca dati della Camera di Commercio. Oltre 700 invii. Il 56% di queste partite IVA, perché ragioniamo di queste, risulta trasferito o sconosciuto, oppure dopo un certo numero di giorni sapete che la PEC restituisce l'invio. Quindi così empiricamente dovremmo pensare che sui 495 mi pare capannoni censiti che abbiamo visto prima, per tra il 20 e il 22% vuoti, ci sono più della metà delle ditte, quindi delle partite IVA, morte. E allora siamo andati a vedere poi, comunque grazie alle risposte che ci sono ritornate, qual è la situazione e quindi da quanto tempo le ditte sono insediate nel nostro comune, e potete vedere che per il quasi 60% l'insediamento ha circa 20 anni, quindi aziende che si sono insediate in tempi relativamente recenti.
dal 2010 sono il 17%, il grosso, il 45%, è da dopo il 2000, attorno agli anni 2000, e la tipologia di attività che queste aziende svolgono, anche proprio per legarci poi a quel ragionamento che tipo di destinazioni d'uso possano servire nell'area. Di aziende produttive nel senso antico della concezione siamo al 17%. Il 47% si occupa di commercializzazione di prodotti fatti da altri, il 29% sono servizi. Quindi la nostra zona non si chiama più industriale. E allora poi siamo andati a chiedere che se queste aziende che si occupano di commercio hanno rapporti con l'estero, visto che il mercato italiano, non devo dirvi io in che situazione è. Per il 76% la risposta è no. Cioè le aziende insediate a Villorba lavorano per la stragrande maggioranza esclusivamente con mercato interno. Abbiamo anche chiesto se avessero altre sedi, qua c'è scritto sedi estere, ma nel senso sede extra urbem, quindi fuori dal comune, no? Per l'80% no, quindi sono, tornando indietro, per il 70%, scusate, per il 45 più 29, diciamo il 70% di aziende che svolgono servizi o produzione commerciale che lavorano esclusivamente in Italia e non hanno sedi secondarie. La conclusione è la morte più o meno certa. Scusatemi se sono così drastico, però è bene che ci prepariamo ad affrontare il tema, secondo me, con occhi limpidi e cercando di avere ben chiaro cosa succederà domani. Allora poi andiamo su altri due dettagli tecnici. Avete intenzione di fare nuove assunzioni nei prossimi 5 anni? Tra giugno e novembre 2014 il 90% risponde no. Avete intenzione di fare nuovi investimenti? L'88% risponde no. Ecco che quello che dicevo prima mi sembra stia tornando prepotentemente. Poi abbiamo fatto altre due domande che sono: cari imprenditori, sapete che a 2,5 chilometri, 3 chilometri da dove avete il vostro capannone sorgerà un nuovo casello autostradale? La Pedemontana Veneta, è confermato apertura 2018. Il 55% lo conosce, al dato più preoccupante che il 45% non lo sa. Parteciperebbe però a una conferenza cittadina che porta a individuare un grande progetto per la zona industriale e qui il 72% dice sì. Allora, io sindaco pro tempore del mio comune di campagna fuori le porte della città, qui devo dire aiutateci. Cioè, troviamo un tavolo assolutamente e in tempi brevissimi per poter cominciare a spiegare cosa sta succedendo nel quadrante fuori porta San Tommaso e troviamo un modo perché le vostre aziende siano rappresentate nelle scelte urbanistiche e di strategia di questo territorio. Una proposta, perché vabbè, fin qua stiamo parlando di quello che succede. Qua mi ha lasciato di nuovo. Vabbè, scusate. Le proposte sono: preso atto che la zona industriale, così come la conosciamo, è nata negli anni 60, in maniera anche lungimirante, perché a differenza di tante altre aree industriali si è sviluppata proprio nell'incrocio tra due assi viari portanti. E credo che dipenda dal fatto che ci sia la carta tecnica regionale sotto, che sia molto pesante. Infatti non si vedono. Vabbè. Quindi si è sviluppato, ha cominciato a partire negli anni 60 e è andata avanti via via sviluppandosi in quel comparto fino agli anni 80. Teniamo presente che la 27 non c'era negli anni 60 e addirittura anche la ferrovia ha avuto degli sviluppi proprio in quegli anni e quindi quelli erano i veri assi portanti dell'epoca. Oggi però gli assi portanti non sono più la Pontebana e la Postumia Romana, si chiamano A27, Pedemontana Veneta in arrivo
E se finalmente vogliamo essere un paese europeo, la Venezia-Udine, che è direttamente collegata. Con cosa? Con un'area che il sindaco di Spresiano ed io condividiamo, nel senso che è equamente distribuita, e quindi qua va benissimo ed è centratissimo il titolo di questo convegno. Condividiamo un'area che è a cavallo tra i nostri due comuni, dove è naturale, perché succederà, che all'uscita del casello si vedrà uno sviluppo di natura commerciale, produttiva, terziaria, non lo so, disegniamolo insieme, ma facciamolo adesso. Cosa fare del vecchio? Perché non posso pensare di avere due zone industriali, di cui una magari modernissima e una che invece è un rudere. Io un'idea ce l'ho, è un po' anche una provocazione, ho ancora 50 secondi e cercherò di dirvela. La Giunta Comunale a Villorba, dopo un passaggio di approvazione del bilancio o in Consiglio Comunale, ha approvato uno schema per dare contributi a chi deciderà di abbattere il capannone vetusto. Abbiamo messo a bilancio 100.000 euro, non sono pochi, è una goccia, ma vuole essere anche, come dire, una sorta di sfida. Fino al 40% della spesa per l'abbattimento del capannone e per la riconversione ad uso agricolo del terreno siamo pronti a concorrere, ovviamente riconoscendo a chi abbatte un credito edilizio che possa dare una cubatura addirittura più ampia rispetto a quella che attualmente il proprietario ha a sua disposizione, perché questa cubatura dovrà essere localizzata altrove, dove ve l'ho detto poco fa. Qui mi serve anche il coinvolgimento della proprietà di quei terreni proprio all'incrocio tra la ferrovia e il casello della Pedemontana Veneta. È un imprenditore molto noto che detiene i 2/3 di quell'area. Ho sforato di 20 secondi 10 minuti. Grazie. Posso solo rincuorarla su alcuni dati per quella restituzione. Abbiamo anche noi gli archivi molto sporchi, quindi è possibile scusate, che si possano in realtà, abbattere. Così rubo altri 20 secondi. L'altro dato che però non ho portato perché dovendo pulire, nettare, avevo calcolato i 10 minuti circa, dice che probabilmente in realtà le partite di viva morte recentemente sono il 32%. E ci sta perfettamente con quel 20% di cui si faceva riferimento prima, perché in molti capannoni, siccome sono piccole attività commerciali, si trovano insediate più di una realtà. Certo. So che i nostri uffici ogni anno fanno cessazioni d'ufficio cospicue, e quanto all'Expo la rincuoro, è vero che è una quota minoritaria, però è quella quota minoritaria che poi distribuisce. Sì. Insomma. Grazie del suo contributo. Il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldà. Grazie, buonasera a tutti. Mi è doveroso intanto portare un saluto, perché sono stato delegato dall'Anci Veneto da parte della Presidente Maria Rosa Pavanello. Non potendo partecipare personalmente, ti prego di intervenire in mia vece in rappresentanza della nostra associazione. Ringrazio anzitutto la Camera di Commercio, l'Osservatorio e anche la Provincia per aver dato, intanto a noi sindaci, ma aver dato la possibilità di portare la nostra esperienza, seppur la mia è giovane, nel senso che sono sindaco da 10 mesi e quindi è difficile approcciarsi a tematiche così complesse che hanno richiesto decenni di programmazione in 10 mesi trovando delle soluzioni. Però un ragionamento c'è e ci tenevo a portarlo a questa assemblea. Anzitutto partendo dal titolo Densità inattese. Mi compiaccio perché dopo 30 anni di piani regolatori, di programmazione, di lavoro fatto, di crescita, siamo riusciti a trovare effettivamente la sintesi di tutto questo lavoro. Abbiamo generato una densità edificata enorme che oggi definiamo inattesa, ed è la fotografia reale di questo Veneto, di queste aree che noi viviamo. Ed è la fotografia di un periodo, di una fase economica che ha visto una fase economica in crescita, produrre reddito e costruire.
Oggi viviamo invece una crisi, quindi l'antitesi di questo processo e una molteplicità di bisogni e di richieste che arrivano sui tavoli di ognuno dei sindaci che è in carica, di imprenditori che chiedono la riduzione della Tasi, chiedono di poter capire come affrontare la riconversione dei propri capannoni. Allora, partendo da questi spunti, il ragionamento è di questo tipo: perché non creare dalla decrescita lavoro? Perché il primo obiettivo che gli amministratori, per quella che è la loro competenza, che è limitata, ma dico amministratori come parte politica e quindi l'appello va direttamente al governo, è quello di immaginare che da questa situazione economica si riesca a trarre lavoro, perché il lavoro è l'unico aspetto che riesce a produrre reddito e economia e quindi PIL. Noi invece oggi siamo sulla difensiva, noi amministratori stiamo facendo cassa applicando la Tasi, applicando l'IMU, applicando la IUC, e praticamente questa è una patrimoniale, cioè noi stiamo tassando i beni costruiti che però vengono tassati indistintamente se sono produttivi o improduttivi. Quindi stiamo creando un grossissimo danno a tutta una parte economica che è il motore della nostra nazione, perché se un imprenditore non riesce a produrre utile, le conseguenze su tutto il sistema sono quelle che vediamo ogni giorno. Allora, come può fare un comune per dare una mano a un imprenditore? Abbiamo fatto un esperimento in una piccola frazione di Pieve di Soligo, a Barbisano, recuperando anche un'esperienza che sindaci più lungimiranti di me probabilmente in anni passati avevano già fatto. E abbiamo riconvocato questi imprenditori, possessori di capannoni, fate conto che a Barbisano il 50% della superficie è coperta da capannoni totalmente in disuso, tranne una piccola percentuale. Questi imprenditori non riescono a partire, non riescono a attuare i piani di recupero, non hanno una prospettiva, perché manca la visione, quella visione d'area a cui poi faccio accenno alla fine per dare risposta alla domanda iniziale. Allora, questi imprenditori ogni anno versano la Tasi e ogni anno riscontrano di non avere le economicità per restaurare o riconvertire i loro capannoni che di anno in anno si depauperano del proprio valore economico. Allora un'amministrazione può dire, questa è una parte del progetto, può dire: non vi faccio più pagare la Tasi, e se voi demolite il vostro capannone vi viene conservata la volumetria, e sulla volumetria non vi applichiamo la Tasi, perché questa è l'unica imposta che il comune può governare. Ovviamente nel fare questo la previsione di bilancio e la spesa sociale di una comunità è molto pesante, perché vuol dire tagliare un'entrata, però bisogna avere una prospettiva. Allora, recuperare un paesaggio urbano, perché oggi faccio sempre l'esempio di Barbisano, è un ambito dove questi capannoni depauperano paesaggisticamente un luogo che invece ha una potenzialità dal punto di vista turistico e dal punto di vista paesaggistico. Questo per cogliere anche una possibilità e un'attualità. Se noi guardiamo i dati del turismo e della crescita nella provincia di Treviso, vediamo che le cifre sono ormai la cifra è a 2 cifre, nel senso che sia Vittorio Veneto, Conegliano e anche Treviso hanno un incremento di turisti, non propriamente italiani ma esteri. Quindi nella parte della visione ci sta anche questo, cogliere questa possibilità di riconvertire parte della nostra economia, che è fatta in manufatturiero, terziario, commerciale, in qualcosa che possa dare risposta a questo nuovo bisogno.
Però la domanda che ci siamo fatti prima di andare agli imprenditori, immaginando noi stessi di essere imprenditori, è: perché io devo spendere dei miei soldi per demolire un capannone? Perché è vero, non pago più la Tasi, però il piano di rientro dell'investimento che faccio è spalmato su un lungo periodo, e attendere 10 anni con i tempi che ci sono per recuperare non si sa cosa non mi è conveniente, quindi da solo il comune, cioè questa idea non funziona. Però se, e qui è l'idea a cui stiamo lavorando per creare un di LED, lo Stato, se il settore spendo per demolire il mio fabbricato, quindi accetto la prospettiva che mi viene data da un'amministrazione che mi dà un indirizzo, mi dice investi in questa direzione. Se io Stato do all'imprenditore la possibilità di detrarre fiscalmente quel 100 in un anno, non in 5-10 anni, cioè ti do la possibilità l'anno successivo di recuperare cioè di non pagare tasse per 100. Allora uno accetta subito, perché il valore aggiunto è quello di non pagare più la Tasi, demolisce, nessuno gli porta via nulla. Però magari un imprenditore non può detrarre 100, allora dice: ma non posso detrarre 100, posso detrarne solo 20, gli altri 80 cosa faccio? Cioè devo sempre pagarli. Anche qua abbiamo immaginato un secondo aspetto, che è quello della cartolarizzazione del credito. Questi 80% io lo cedo, posso venderlo liberamente a altri imprenditori che invece di pagare 80 riescono a scontare questa cifra. Ovviamente tra i due imprenditori nascerà un ragionamento per cui non saranno 80 ma saranno 78 e le posso chiedere una cosa, visto che sta toccando questi aspetti così tecnici, sapendo che voi siete inseriti in un'IPA nell'ultimo minuto che ha a disposizione, questi ragionamenti riuscite a farli anche dentro l'IPA, tenendo conto delle esigenze di plurilocalizzazione delle imprese, in modo che per esempio questo strumento non sia difforme appena al di là del confine? Allora, l'obiettivo è proprio portare all'IPA questo ragionamento, proprio perché, per dare risposta, cioè nella visione dell'area poi si decidono quali sono gli interventi strategici, perché noi oggi abbiamo realizzato zone industriali pressappoco in ogni comune, anche in zone che dal punto di vista ambientale potevano invece essere destinate a altri tipi di progettualità, e questo è il dramma dell'urbanistica. E l'IPA cosa deve fare? Proprio perché si chiama intesa, deve riunire attorno al tavolo i comuni e ragionare su quale è il piano territoriale, quali sono le strategie di un territorio, dove in una parte del territorio può essere condensata la zona industriale e verosimilmente dove esistono le vie di comunicazioni più veloci, dove esistono le infrastrutture per poter muovere le merci velocemente, e da questo punto di vista il quartiere del Piave e tutta quell'area e lo abbiamo visto anche nella prospettiva della pedemontana, rimarrà tagliata fuori, quindi immaginare un ulteriore sviluppo economico-industriale di quell'area per gli imprenditori che decidono di investirvi non è sicuramente la prospettiva che un'amministrazione può dare. Grazie. Ringrazio. Mi pare che ne sia venuta fuori una prima discussione molto pacata, insomma, rispetto alle evidenze della ricerca. Allora chiederei gentilmente ai sindaci, che di nuovo ringrazio, di fare quest'ultimo giro di tavolo, perché chiamerei al palco Francesco Faraon, Coldiretti, Giuseppe Milan Un'Industria, De Lorenzi per Ascom e Renzo Sartori per Confartigianato, per quest'ultima sessione di confronto con le categorie economiche. Allora, nel mentre si accomodano, adesso qui abbiamo al palco, dopo che abbiamo sentito le prime reazioni dei sindaci, soggetti che a vario titolo, insomma, si sono spesi anche in modo diretto, no, sulle questioni delle aree produttive, quindi hanno
porteranno al dibattito conclusivo, diciamo, hanno una visione di un intero film sulle questioni, non soltanto della fotografia che abbiamo proposto sulla ricerca, e questo sarà sicuramente un contributo interessante. Il punto allora che li richiamo è questo, no? Che è un po' il filo conduttore di tutto il pomeriggio. Visto che li inviterei, è evidente, no, che ciascuno poi di loro porta l'enfasi su un determinato aspetto, su una determinata istanza collegata alla rappresentanza che gli compete. Però vorrei chiedergli appunto se proviamo a tenere distinto quello che può essere il piano delle scelte, del confronto sulle scelte, rispetto al piano delle regole. Abbiamo richiamato più volte, no, questo doppio livello, e credo che possa essere interessante proseguire la discussione per provare a rispondere, vi prego, a questa domanda qui. Allora, rispetto a questa rappresentazione che abbiamo provato a porgere, e rispetto anche alle legittime vostre visioni del problema, è possibile, ci sono le premesse per spingere, vedendo anche questa apertura, questa disponibilità dei sindaci, per modificare il quadro delle regole, per arrivare a una condizione in cui le diverse istanze possono trovare sintesi a scala più vasta, come richiama la nostra rappresentazione di piattaforma produttiva. Questa è la domanda in prima istanza che vi chiederei. Poi proviamo a vedere anche qual è la strada secondo voi più percorribile, insieme ai comuni, dal basso, facendo un'azione di pressione sulla regione per un intervento legislativo, combinando i due approcci. Anche su questo magari vi chiederei di pronunciarvi. Nel giro di tavolo so che Giuseppe Milan poi ci deve lasciare per altri impegni sovrapposti, quindi do la parola a lui. Sempre nell'ambito di 5-7 minuti per cortesia a testa. Ok, autorizzato. Grazie. A richiamare quando si sfora. Grazie, con una battuta soltanto, consentitemi di farla per ringraziare l'osservatorio di questo lavoro, perché ha sicuramente portato un contributo di razionalità, di oggettività a un dibattito su un tema che in questi anni ha avuto molte componenti ideologiche a confrontarsi, per semplificare un po' quelli dell'edificazione a prescindere, quelli del blocco a prescindere. E sicuramente un po' la fonte, un po' questo tipo la razionalizzazione di questi dati, che per la verità non è la prima, non è l'unica ricerca, ma sicuramente è un elemento che aiuta a riportare nel binario giusto il dibattito. Allora, qual è, per la lettura che ne abbiamo dato, l'esito di questa fotografia? È tutto sommato una rappresentazione non così irrazionale come si è venduto per molti anni della struttura di pianificazione di questo territorio, perché più o meno un 60-70% segue delle logiche almeno di insediamento in prossimità di assi viari. Dà l'evidenza di una polverizzazione residua su una parte peraltro non banale nella gestione del territorio, un 15% del territorio sicuramente polverizzato, ma dà anche l'evidenza di un'ulteriore polverizzazione, cioè delle volumetrie che sono state realizzate in questo territorio. E per la verità la polverizzazione delle volumetrie non riguarda solo il 15% delle aree che sono polverizzate, ma riguarda la generalità del sistema industriale. Allora qui, anche nella provocazione di Federico Callegari, c'è un convitato di pietra, voglio dire, che al di là delle scelte, delle volontà, eccetera, ha a che fare con un elemento che si impone anche alle volontà e alle regole, e che è l'assetto economico che avrà probabilmente l'economia anche di questo territorio, perché quella fotografia lì di che cosa è figlia? È figlia fondamentalmente un po', se volete, di una memoria atavica, la memoria atavica dell'emigrazione che, avendo scassato il tessuto sociale del territorio per andare a cercare altrove, ha inteso, una volta che l'economia, la crescita economica era arrivata anche qui, portare l'economia, cioè il lavoro, nei luoghi più prossimi alle comunità, perché si ricomponeva, voglio dire, quella frattura, quella lacerazione che si era prodotta.
è figlia di meccanismi di finanza pubblica locale. Da quando, soprattutto nel ventennio precedente al 2000, si è passati da una finanza di trasferimento sostanzialmente a quote maggiori di finanza locale, la necessità di cominciare ciascuno a dotarsi di quello che serviva per mandare avanti la baracca. Ma è figlia anche di un sistema, di un'economia di questo territorio, che è l'economia dei distretti, l'economia della subfornitura, l'economia, o forse ancora di più, come è stata definita, la società della piccola impresa. Allora, e sono tutti elementi, questi qui, che abbiamo rappresentato al mondo intero come degli elementi di grande forza, di grande valore della nostra economia. E allora, evidentemente, non si può immaginare di avere un'economia che abbia questo tipo di caratteristiche, con degli insediamenti di carattere, delle allocazioni di carattere diversi dalle caratteristiche dell'economia. Quando la subfornitura dell'elettrodomestico, piuttosto che del tessile, piuttosto che di altre cose, fraziona il ciclo produttivo in n specializzazioni che richiedono 500 metri, 1000 metri, 2000 metri, è chiaro che questo diventa l'assetto di questi. I distretti, un elemento di forza, ma che evidentemente frazionavano le specializzazioni e l'apporto al risultato conclusivo. Oggi questa realtà che ha prodotto, questa realtà economica che ha prodotto questa situazione si è anche qui, disassata. I distretti sono diventati, come qualcuno li ha definiti, dislunghi, sono andati a finirla altrove. La subfornitura è qualcosa che implicitamente è saltata, per cui il problema è capire ad oggi cos'è che, ad esito anche di 7 anni biblici di crisi e di un processo di globalizzazione, ci potrà aspettare prossimamente. Allora, il tentativo di dare risposta a questa domanda, che è un tentativo piuttosto complicato, dovrebbe aiutare a dare anche le risposte sul piano delle soluzioni. Allora, ragionevolmente, per quanto, ripeto, sia prevedibile, ragionevolmente avremo cicli economici sicuramente più veloci e più brevi, con continui processi di cambiamento. Ragionevolmente avremo processi di aggregazione tra imprese, alcune lungimiranti, spontanee, volontarie, malgrado la natura un po' individualista della nostra imprenditorialità, altre necessitate, come stiamo vedendo. Magari se ne vedono ancora poche, ma in realtà sempre di più stanno. Verticalizzazioni comunque dei cicli produttivi, mentre una volta si faceva uno spin-off per ogni fase, quasi per ogni reparto di produzione. Questa era un po' la tendenza, si diceva sarà stato l'articolo 18, sarà stata economie, Dio sa cos'è, però una volta si faceva oggi si tende evidentemente ad accorpare. E poi, aggiungo io, è una parola che ancora qui non è diventata di moda, magari lo diventasse, ma altrove si parla di reshoring manifatturiero. Oggi vuol dire uno scenario che fino a pochi mesi fa non era pensabile. Dollaro, petrolio, credito, eccetera, sta facendo riposizionare alcuni anche dinamiche geopolitiche, che stanno anche di là, stanno facendo far qualche, magari fosse così. Allora, rispetto a questo tipo di quadro, io credo che le risposte da provare a costruire corrispondano ad alcune parole d'ordine, alcuni criteri guida. Uno, flessibilità, l'ha già detto il professor Rallo. La flessibilità è una delle regole fondamentali che dovrà cercare di presiedere a questa riqualificazione. Flessibilità vuol dire delle destinazioni urbanistiche, flessibilità delle norme tecniche di attuazione, perché magari si incorporerà nelle nuove attività, se ci saranno più terziario, caratteristiche costruttive diverse da quelle che ci sono state fino ad oggi. Si sta parlando adesso di smart city, smart building. Probabilmente questo tipo di costruzioni esistenti non sono quelle coerenti con queste nuove esigenze. Semplificazione quindi da un lato, flessibilità da un lato e semplificazione dall'altra. Oggi
semplificazione coinvolge però anche processi non è solo un problema di semplificazione della burocrazia, certo anche, e laddove possibile si dovrà fare, ma il problema della semplificazione coinvolge lo stesso assetto, voglio dire, della pubblica amministrazione locale, perché guardate che finché non si arriverà ad una semplificazione della struttura degli attuali 95 comuni, probabilmente non sarà possibile arrivare a questo tipo di risultato. Si è fatto un gran dibattito tra unificazione dei servizi, ma finché non si semplificheranno i centri decisionali, o si ritiene che le politiche le fanno gli uffici tecnici, oppure, voglio dire, sarà veramente difficile che ci sia flessibilità che semplificazione. Chiudo, se ho ancora 30 secondi, dicendo che nelle more della lettura di quello che si va prospettando e quindi delle soluzioni da impostare per riuscire a intercettare questi bisogni in maniera flessibile e semplificata, quindi anche con un pizzico di prudenza, bisogna trovare anche il modo di dare alcune risposte ad esigenze immediate. Voglio dire, lo cito perché era sulle pagine dei giornali dell'altro giorno, una realtà che ha bisogno di 50.000 metri, 60.000 metri coperti. Non esiste. Allora, che si fa? Mica si possono sommare i coriandoli che sono sparsi sul territorio, e ha esigenze, tra l'altro particolari, non riconducibili alla qualità dell'edificato preesistente. Come si risponde a questo tipo di esigenza? Secondo problema. Noi abbiamo delle realtà distrettuali che sono nate perché hanno centinaia, secoli di storia, o comunque molti decenni di storia. Allora, hanno bisogno di ampliarsi. Cosa si fa? Si blocca, faccio un paio di esempi, non c'è il Presidente della provincia, ricorderà che il PTCP precedente individuava delle zone di espansione, zone in cui si bloccava l'edificazione, zone nelle quali addirittura si doveva mobilitare il tutto. Poi per fortuna sta roba è stata rimossa, ma cosa voleva dire? Faccio un esempio, che il distretto del mobile del quartiere del Piave, certo si può essere d'accordo che in una zona delicata e che magari espandere, ma che si fa? Voglio dire, se qualcuno ha bisogno di crescere lì si risponde che non si fa, oppure non so, il distretto del laterizio a Possagno, e lì è certo che è zona si prende il distretto con le ruote e lo si porta altrove, oppure l'esempio che faceva il sindaco Serena, e finisco, di preesistenze importanti, anche libere, ma le sovrapposizioni infrastrutturali che si sono determinate e che si stanno determinando stanno riallocando probabilmente gli insediamenti. Cosa si fa? Siccome ce n'è di non utilizzato altrove, non si fa assolutamente nulla. Ecco, flessibilità vuol dire anche trovare il modo di dare risposte a questo tipo di emergenze. Grazie. Grazie. Praticamente abbiamo l'agenda per un prossimo convegno, tutta la carne che ha messo sul tavolo, tutti i temi. Tra l'altro faccio sponda anche con quanto diceva il sindaco di Pieve di Soligo, ci sono temi più che da decrescita, da diverse caratteristiche di crescita, quindi più prima di aderire insomma ai temi di decrescita. Resti con noi ancora? Sì, ho ancora una decina di minuti anche per volentieri. l'educazione. Allora, riprendiamo la scaletta, direi do la parola a Francesco Faraon, Walter Feltrini mi pare non è impossibilitato ad esserci. Oltre al tema che ho già posto, la domanda specifica per Coldiretti, densità inattese degli insediamenti per il mondo dell'agricoltura cosa significa? Sì, grazie. E grazie soprattutto per il lavoro che è stato fatto. Noi come Coldiretti lo terremo presente, è una base di lavoro, certo non lo mettiamo in archivio questo perché ci sono cose che immaginavamo, che attendavamo, ci sono dati che ci hanno lasciato anche abbastanza perplessi, sapevamo, ma vederne i numeri poi ci dà l'idea anche della dimensione del problema, perché poi l'agricoltura vive il discorso dell'insediamento produttivo, lo vive in controluce, in contrapposizione. Dove finisce l'area, l'insediamento produttivo, di solito inizia la zona E, la zona agricola. E quindi se si amplia una zona D si diminuisce di fatto, proprio per una questione di finitezza delle cose, diminuisce anche la zona agricola. E la parte agricola poi risente anche del disordine insediativo che c'è.
ne risente storicamente, perché insomma, noi ci misuriamo sempre in termini di dimensione delle aziende agricole e vediamo che negli anni le aziende agricole hanno una dimensione media sempre più bassa, sono sempre più frammentate, sono sempre più scollegate nei vari corpi aziendali. Molto spesso abbiamo un'azienda agricola che ha il corpo centrale di 2 ettari dove c'è il nucleo e poi altri corpi separati esterni che devono essere raggiunti attraverso una viabilità sempre più complicata, a volte facendo il giro delle zone industriali, a volte passando per un sottopasso che però la nuova autostrada mi ha fatto 4 km più in là, quindi c'è una funzionalità che impatta con il disordine insediativo. C'è sempre meno terra agricola a disposizione e oggi che per effetto della crisi molti giovani non vogliono andare all'estero, per cui dicono io voglio fare ho una grande idea, voglio fare una grande cosa, ho una grande, come dire, intuizione, sì, però dobbiamo, diciamo, ci vuole la base fisica, ci vuole quella superficie minima di terreno su cui realizzare la tua grande idea e ce n'è sempre meno. Gli affitti, i costi a metro quadro del terreno sono sempre più alti e poi c'è anche il problema dello scadimento paesaggistico. Abbiamo un'agricoltura multifunzionale che vive sempre più di estetica, di paesaggio, che attrae se è bella e allontana se non è bella, e insomma un'area dismessa, capannoni non utilizzati, manutenzioni non fatte, scadimento complessivo della qualità ambientale, riduce la possibilità economica poi di molte aziende. Quindi territorialmente la parte agricola vive in contrapposizione rispetto agli insediamenti produttivi. Si diceva il terreno agricolo è sempre meno e questo è un dato che noi tiriamo fuori spesso ultimamente, perché poi è quello, cioè ci misuriamo su quello là. Se oggi abbiamo 120.000 ettari di terreno agricolo utilizzabile, nel 2010, cioè nel 2000 erano l'equivalente di 10.000 ettari in meno, quindi abbiamo perso 1.000 ettari all'anno, c'è un 7,5% di superficie agricola in meno ogni 10 anni. Quindi mi sono fatto un calcolo con la calcolatrice, cosa disponibile chiaramente, tutti lo possono fare, insomma nel 2100 non ne abbiamo più. Nel 2050, dopo che abbiamo esaurito, se andiamo avanti chiaramente con questo trend, dopo che abbiamo esaurito i seminativi e magari anche parte delle orticole, qualcuno ci dirà... Vabbè, insomma, cominciamo a tagliare le viti di prosecco perché ci serve un supermercato, perché è di supermercati ovviamente che abbiamo bisogno, almeno questo sembra, l'abbiamo visto anche ultimamente nei giornali, alla chetichella velocemente si è fatta una modifica alla legge 11 che dice c'è la possibilità di fare un supermercato in zona agricola di 1500 metri quadri, ovviamente più le aree attrezzate adiacenti che moltiplicano poi il dato. Poi si dice, vabbè, ma cosa vuoi che siano 1500 metri quadri? Sì, cosa vuoi che siano, ma è proprio qua la mancanza di visione del futuro che ha il nostro legislatore. Quando poi finisce, è finita. Cioè, non vogliamo fare i catastrofisti, ma su queste cose ci stiamo misurando noi effettivamente tutti i giorni. Negli anni 90, faccio solo una piccola digressione personale, io quando sono arrivato qua nel 91 ho lavorato 13 anni in Emilia Romagna come tecnico agricolo, giravo per le campagne, quindi Budrio, Molinella, Medicina, insomma poi Altedo, tutte quelle zone là. E avevo un'idea di aziende agricole e di paesaggio agricolo che probabilmente, cioè che è senz'altro molto diverso. Poi sono venuto qua in Veneto e la prima cosa, sapete quelle cose che si hanno a impatto, la prima cosa che ho detto è dove è finita? Dove è finita la campagna? Effettivamente, dopodiché uno ci vive e uno comincia anche ad assimilare una serie di cose. Era il periodo in cui si parlava Giorgio Lago, il miracolo nel nord-est e vabbè, ho assimilato anche l'entusiasmo per questa particolarità e alla fine sono arrivato a dire vabbè, insomma è un costo che si deve pagare, ma guarda che dinamica che abbiamo, guarda come siamo speedy, e in effetti tanto ce n'è.
ce n'è, negli anni 90 sembrava ce ne fosse, i seminativi ce n'erano, non c'era l'esplosione del prosecco, per cui insomma il vigneto era nella sua fisiologia che si poteva. Poi improvvisamente sono arrivati i dati Istat del 2010 e hanno detto, cavolo, non ce n'è più. Effettivamente il problema era quello. Allora, e questo era l'ultimo passaggio storico, dopodiché chiaramente bisogna cominciare raccogliendo l'invito anche di chi ha elaborato questo studio qua a guardare, a partire da questo studio a guardare il futuro. Però allora avevamo la legge 24, la legge 24 l'abbiamo usato e abusato tutti, chiaramente è stata poi, era complessivamente una buona legge, ma è stata usata effettivamente da tutti. Con la legge 24 abbiamo, come dire, nascosto sotto il tappeto tanta polvere, messa proprio nella zona E tante cose, discariche oppure infrastrutture magari non riuscitissime, le abbiamo messe là. Poi insomma, l'abbiamo anche usata e abbiamo visto alcuni dati che sono stati proiettati prima, anch'io ne ho preso visione, così ho detto ma dove sono finiti tutti quegli insediamenti industriali che non sono in zona D? Perché c'era Totale di insediamenti industriali, Totale insediamenti industriali in zona D ed erano effettivamente meno. Dove sono finiti? Complice anche quella visione metà mezz'ara, come si diceva una volta, per cui una famiglia c'era il papà che faceva il coltivatore, il figlio faceva l'apprendista carrozziere, dopodiché fatto un capannone si faceva più grande perché poteva servire, poi si faceva la riconversione d'uso e bene o male io mi trovo in mezzo ai campi la carrozzeria che poi è più grande complice questa cosa. Un minuto? Complice il fatto che diciamo, a altre cose, insomma, siamo arrivati alla situazione odierna. Allora, cosa fare? Guarda, noi sottoscriviamo in pieno le cose dette, però una cosa vorremmo dire. Allora, attenzione intanto a non utilizzare nuove aree agricole che ci sono, perché si è detto prima, come abbiamo la soluzione, i nuovi insediamenti per essere moderni li dobbiamo collocare là dove ci sono le nuove uscite delle nuove strade, tipo Pedemontana, tipo Passante di Mestre. C'è una grande disponibilità di terreno agricolo che si può utilizzare. Occhio alla speculazione, perché fare dei grandi insediamenti, grandi supermercati dove il terreno agricolo costa 8 euro a metro quadro, sapendo che invece non posso comprare terreno nella zona del Prosecco perché là mi costa 200.000 euro a metro quadro, insomma la proporzione non c'è, prima cosa. Seconda cosa, voglio dire, attenzione quando si parla di ripristinare all'agricolo delle aree che sono delle aree produttive. Ripristinare l'agricolo sulla carta con una variante si può fare, poi ripristinarlo all'originale è un po' più difficile e soprattutto è fortemente diseconomico, molto più diseconomico di quello che si pensa. Perché poi non vuol dire far finta di piantarci qualcosa, vuol dire ripristinare all'agricolo una coltura che abbia un valore commerciale e questo è molto più difficile. Per cui su queste cose qua capiamo benissimo che bisogna andare avanti, capiamo benissimo che non dobbiamo ingessarci, però visto che terreno non ne abbiamo, noi ci proponiamo nel mondo agricolo i primi guardiani sul territorio a che le cose si facciano senza speculazione, si facciano bene e si facciano possibilmente anche presto. Grazie. Scusa. Allora, Ascom parla De Lorenzi, allora sempre la questione lì sul tappeto, no, di questo approccio d'area, se può essere funzionale, come ci arriviamo, e nello specifico per il commercio. Qui è stato evocato più volte il tema della flessibilità delle destinazioni d'uso. Qual è il pensiero a riguardo dal punto di vista dell'Associazione dei Commercianti? Innanzitutto saluto tutti i presenti, porto i saluti anche del Presidente Salvadori che è dispiaciuto di non poter partecipare perché è impegnato in un altro, da qualche giorno in un altro territorio. Io non vorrei fare una ricostruzione di ciò che è avvenuto nel nostro settore, perché penso che qua ci sono i sindaci e sanno tutti cosa è avvenuto negli ultimi anni rispetto al nostro settore, quindi desertificazione dei centri urbani, eccesso di superficie commerciale in offerta. Pensare solo che le superfici
in disuso o comunque in eccesso del settore produttivo possa in qualche maniera trovare una ricollocazione nel settore commerciale mi sembra una favola a cui nessuno crede più, perché il sindaco Serena di Villorba può dirci cosa sta succedendo a Villorba. Ci sono centri commerciali chiusi, centri commerciali che non hanno trovato neanche la possibilità di aprire e quindi superfici a disposizione ce ne sono a bizzeffe come si suol dire. Quindi la nostra categoria ha come obiettivo la riqualificazione dei centri urbani, il rientro delle superfici commerciali e delle attività commerciali nei centri urbani e quindi il pensiero o pensare che si possa ancora ad andare ad aprire altri supermercati e qui o altre attività o altri centri commerciali utilizzando magari come l'ultima approvazione della modifica della legge regionale 11 utilizzare terreno agricolo mi sembra una cosa talmente evidente che non si può nemmeno pensare che si possa attuare. Le soluzioni dei sindaci a cui mi sento di ringraziare per lo sforzo che fanno per trovare, non lo so, soluzioni, oppure il coniglio che esce dal cappello cercando di trovare non so, soluzioni di tipo economico per spingere chi ha i capannoni chiusi per riqualificare, dando loro, come posso dire, un premio economico, mi sembra difficile che questo possa attuarsi. Dico solo che per esempio potrebbe essere una soluzione quella di fare una specie di compensazione e quindi progettare una legge che consente il trasferimento di cubatura. Allora nel momento in cui tu hai bisogno di cubatura tu te l'acquisti da un capannone o da un imprenditore che ha intenzione di disfarsi del capannone, il quale ti vende la cubatura e tu la identifichi, te la trasferisci nella tua area dove intendi utilizzarla. Questo potrebbe essere una specie, come torno a ripetere, una compensazione del territorio, quindi non c'è un aumento di cubatura, ma c'è un utilizzo di cubatura. Ascolta, questa operazione ancora, come nell'esempio, scusa l'interruzione, no, ha senso collocarla però dentro una singola unità amministrativa o, come si diceva, in una logica d'area con regolamenti uniformi? Vi riporto a bomba perché magari ci portiamo a casa appunto un primo pezzo di percorso, no, da fare assieme. Questa cosa delle compensazioni Questa cosa della compensazione deve essere intercomunale perché con i patti noi sappiamo che già può avvenire se all'interno dei regolamenti il comune ritiene o approva la possibilità di trasferimento di cubatura sia edilizia, sia residenziale che di altro tipo. Ha una logica se questo diventa intercomunale. E quindi credo che questa sia l'unica strada percorribile, perché non è che dando, come posso dire, lo sconto sulla Tasi si possa convincere un proprietario di un capannone di abbattere il capannone che poi in 10 anni ha una specie di credito dallo Stato fiscale, una riduzione fiscale, una detrazione fiscale, come si vuole chiamare, che si realizza in 10 anni. Credo che
è poco percorribile, però il trasferimento della cubatura credo sia un'idea sulla quale ragionarci e che potrebbe essere fattibile. E quindi noi riteniamo che dobbiamo trovare delle soluzioni diverse da quello della riconversione o conversione, perché per l'esattezza, da superfici produttive a superfici commerciali o del terziario, perché credo che non c'è mercato, quindi questa strada non sia percorribile. Io devo poi complimentarmi con l'Osservatorio Economico, del quale faccio parte da parecchio tempo e al quale, devo raccontare la mia esperienza personale, mi sono avvicinato con grande entusiasmo. Poi ho avuto una specie di depressione, perché gli ultimi anni mi sembrava una specie di, invece di fare progetti, pensare ai progetti, mi sembrava una specie di fotografia del, come posso dire, di risultati tutti negativi. Il mercato ha prodotto queste perdite di posti di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi è una specie... Ecco. Non sparate sul pianista, no. Devo dire. però complimentarmi con il dottor Callegari, perché questa iniziativa è bellissima. È una porta, tu hai spalcato una porta che può portare a dei risultati importanti. Lo estendiamo al team di ricerca anche il complimento. No, adesso però bisogna fare i fatti concreti, quindi un tavolo attorno a cui le associazioni o i settori che rappresentiamo vengano coinvolti, ognuno si guarda negli occhi e dice ciò che pensa veramente, e quindi dire a chi pensa alla conversione no, non si può fare, oppure a chi pensa di utilizzare il territorio agricolo e si dice no, non si tocca neanche un metro, ma non dirlo e poi modificare la legge 11 Allora, non so se mi sono spiegato. Prendo in consegna riprendo la parola per andare poi verso Sartori e questa istanza di concretezza. Rispetto, ripeto, al giusto proporre posizioni diverse, ma vogliamo darle un messaggio ai sindaci, riusciamo anche a partire da questo primo passo a intraprendere questa discontinuità. Lo affido questo messaggio di concretezza alle piccole imprese, visto che potrebbero essere addebitate del pulviscolo, ma che in realtà a suo tempo hanno contribuito a un processo di urbanizzazione regolata. Ecco, forse anche da questa memoria storica sono in grado di dirci qual è la discontinuità che serve. Lanciamolo il messaggio di concretezza, così magari è già un cantiere che si apre dopo questo convegno. Intanto, buonasera a tutti, porto i saluti del Confartigianato. Cercherò di essere breve perché vedo che le posizioni qui stanno mancando e non vorrei trovarmi da solo. Non ci sentiamo, dottor Callegari, responsabili di niente del passato, perché il passato era in un contesto economico diverso. Noi abbiamo agito in quel tipo di contesto economico e abbiamo assistito le nostre imprese. Voglio ricordare che noi abbiamo assistito circa 50 consorzi su questo tipo di aree. Le abbiamo aiutate sia dal punto di vista della progettazione, sia dal punto di vista burocratico e anche dal punto di vista finanziario, tramite Artigiancassa e tramite le banche che potevano assisterle. È chiaro che il contesto economico di 30 anni fa non è quello di adesso, bisogna prenderne atto, di conseguenza se prima andava bene un certo tipo di costruzioni perché rispondeva alle esigenze del mercato, oggi come oggi ci rendiamo conto che quel tipo di costruzioni sono antitetiche, non sono più al passo coi tempi. Ne prendiamo atto e cercheremo di affrontare questa nuova situazione senza grossi patemi d'animo.
È chiaro, oggi bisognerebbe ragionare, una volta mi riferisco comunque all'ultimo passaggio della Tremonti bis, che ha creato un'ulteriore polverizzazione, perché il capannone era visto come un investimento, c'era un ritorno economico e dal punto di vista della pressione fiscale c'erano dei vantaggi non indifferenti. Finita questa era, bisogna guardare avanti. Adesso certi tipi di metrature non sono più confacenti col mercato, ci vogliono metrature diverse. Secondo noi bisogna ragionare non tanto per PAT ma per PATI, bisogna trovare delle soluzioni intercomunali, progettazioni diverse. È chiaro, noi siamo qui per portare avanti questo tipo di nuovo mercato. Le aree dovranno essere, secondo la nostra opinione, dal punto di vista logistico attraenti, cioè vicino ai caselli autostradali, dovranno essere servite, dovranno essere cablate, dovranno avere un certo tipo di impatto ambientale, dovranno essere attrattive anche per gli imprenditori che si trovano a concorrere con i competitor stranieri, perciò avranno meno costi di gestione di queste aree perché avranno dei risparmi di sistema. Ecco, da questo punto di vista, come le ripeto, siamo proattivi per questo nuovo percorso. Allora, grazie anche di questo contributo, anche mi pare importante il messaggio, basta quei capannoni sganciati, no, dalla loro funzione d'uso. Io a questo punto andrei, mi pare abbiamo abbastanza risolto i tempi, avviandoci alle conclusioni del nostro vicepresidente dell'Osservatorio Franco Lorenzon, vi comunico che i materiali, anche video, audio di questo convegno saranno disponibili quanto prima sul canale YouTube della Camera di Commercio.